Il dato che stiamo monitorando tutti è ovviamente la percentuale di cassa integrati a 0 euro, comunque diciamo con una grande percentuale di utilizzo. Perché? Perché è lì che ci può essere il bacino dei potenziali, come dire, espulsi in una fase in cui non vi sia più un blocco dei licenziamenti. Sono questi i lavoratori sorvegliati speciali dall'INPS, quelli che in vista dello sblocco della moratoria dei licenziamenti rischiano di più. Il dato consolidato di settembre parla di circa 21.000 lavoratori in cassa a 0 ore o con intensità fino al 95% su un totale di 626.000 beneficiari. Un dato rassicurante, affermano dall'INPS, che potrebbe diminuire con i dati definitivi di gennaio grazie alla ripresa dell'edilizia. Certo, il turismo continua a essere un settore critico, ma la fotografia scattata dall'Istituto di Previdenza è composita e non riguarda solo gli ammortizzatori sociali, ma anche i bonus previsti con i primi decreti della primavera 2020. Complessivamente in Veneto abbiamo avuto 490.000 domande, gli effettivi aventi diritto sono stati 359.000, quindi diciamo, c'è una differenza pari a circa il 26% delle domande che sono state respinte per carenza dei requisiti. A fare la parte del leone i bonus per lavoratori autonomi oltre 270.000. Per trovare il secondo bonus in ordine di graduatoria dobbiamo andare al bonus cosiddetto professionisti collaboratori con 30.000 domande circa e il bonus stagionali con 26.000 domande. Significativa anche la suddivisione per età. Il bonus autonomi, che abbiamo detto la fa da padrone sul piano assoluto, in realtà non è un bonus per giovani, nel senso che ne hanno fruito soprattutto le classi di età sopra i 30 anni, quindi dai 30 ai 49 e dai 50 in avanti.